Terza corsa, un confronto per cavalli di 5 anni ed oltre, di categoria G. Sono in 9 al via, affidati alle mani dei Gentleman Drivers. Prova in cui è favorito Einstein Grad numero 1, Monica Gradi. Macchina in movimento. Allora proprio all'1 Einstein Grad e Monica Gradi, 2 Colorado Spring Giovanni Ghirardini, 3 Croupier Matteo Zaccherini, 4 Elertama Carlo Ballotta, 5 Chris Del Ronco Matteo Angeloni, 6 Delistic Michela Rossi, 7 Ergolest Andrea Venezia, 8 Amore Stecca Paolo Mazzieri, 9 Butterfly Horse Pier Giovanni Michelotto. Macchina che inizia a prendere velocità, tutti bene a rete quelli della prima fila disposti a far partenza. Poi gradualmente si ritrae Delistic, non tocca l'ala neanche Chris Del Ronco, partiti. Veloce Croupier con all'esterno Elertama che prova a scavalcarlo. All'imbocco della prima curva Elertama al comando nei confronti di Croupier, la terza posizione per Butterfly Horse che è filtrata in maniera davvero ottima dalla seconda fila. Croupier alla fine rientra a Elertama che non è sceso alla corda. E così 200 in 14,2, Croupier al comando nei confronti di Butterfly Horse, è rimasto di fuori anche in questa occasione Elertama che retrocede ancora. Completamento dei primi 400 metri in 28,4 addirittura. Si è un po' scatenato Croupier una volta presa la testa, Butterfly Horse in seconda posizione, in terza Elertama, a precedere Chris Del Ronco, poi Colorado Spring. Se ne vanno in 43,5 i primi 600 di corsa con Croupier che prova a riprendere in mano, muove dall'ultima posizione Einstein Grad che trova sulla sua strada un paio di anticipi sicuramente sgraditi. 58,1 per la metà gara di Croupier che prosegue in vantaggio, mentre Einstein Grad è appeso in terza ruota in ultima posizione. Butterfly Horse sempre seconda in corda davanti ad Elertama, quindi Chris Del Ronco, chilometro passato in 1:13,4, siderale per la categoria. Croupier in vantaggio, nella sua scia c'è Butterfly Horse, poi ancora Elertama, prova ad avvicinarsi Colorado Spring, non è un fattore Einstein Grad, la retta di là in 15,1 con Croupier in netta evidenza, sta staccando anche Butterfly Horse. Croupier chiaro vantaggio nei confronti di Butterfly, poi Elertama e Colorado Spring all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Croupier entra in vantaggio, una frazione in 14,7 ancora. Croupier in nettissima evidenza nei confronti di Butterfly Horse. Croupier che nel finale viene a concludere il tutto in maniera disarmante. Al secondo è Butterfly Horse, al terzo finisce Colorado Spring. C'è ancora 30 da arrivare, 1:13,7 il ragguaglio cronometrico per Croupier. Matteo Zaccherini per il training di Daniele Quarneti, colore della scuderia Quarneti. La vittoria in percorso di testa di Croupier e Matteo Zaccherini. Si installano al comando, non si fanno mai avvicinare. Prestazione davvero super, probabilmente la migliore della carriera per Croupier. Al secondo posto Butterfly Horse, al terzo Colorado Spring.